Fanna di Villorba, banda di almeno 4 uomini a volto coperto, strattone e minaccia con un bastone. La coppia di custodi cercavano una cassaforte, racconta la nipote del proprietario, 99enne, l'anziano era in casa. Ladri anche nell'appartamento dell'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti. Ho trovato casa sottosopra, dice, temevo fossero ancora lì. Il suo racconto. Il processo Cecchettin, martedì mattina la pronuncia della sentenza a carico di Filippo Turetta. Antena 3 seguirà l'udienza dalle 9:30 con un'edizione straordinaria. E a Marghera il flash mob per dire basta alla violenza dopo l'omicidio di via Rizzardi. Accusa il comune, un appello al ministro dell'interno che lunedì sarà a Venezia. Il coordinatore veneto di Forza Italia rilancia Forza Nord, ribadisce il no all'aumento dell'IRAP. Non siamo né fuori né dentro la maggioranza. Zaia ci ha sempre tagliato fuori, dice. Da Mareno di Piave a Sarmede, passando per il capoluogo Treviso, la Marca si conferma la provincia più riciclona d'Italia. Lunedì l'incontro in regione per trattare sulla tariffa unica. Aperta la stagione turistica sulle Dolomiti Bellunesi, a Cortina subito grande affluenza nonostante i rincari sugli ski pass. Impiantisti fiduciosi per i prossimi mesi. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati in diretta in apertura, un'ultimissima ora che ci porta nella Marca trevigiana. Siamo a Consio, dove un 21enne in sella al suo scooter è uscito autonomamente di strada, probabilmente si è scontrato contro un palo con il mezzo ed è caduto rovinosamente a terra, una caduta che gli è risultata fatale. Il 21enne è deceduto. Indagini in corso sul posto SUEM 118 e polizia. Vi daremo ovviamente maggiori aggiornamenti in merito a questa notizia, questa tragica notizia nel corso dei nostri notiziari. Andiamo ora invece a Villorba, la microcriminalità con i furti in abitazione, questa volta la rapina è a Villa Fanna con l'anziano padrone di casa 99enne all'interno. Gli hanno chiesto dove fosse la cassaforte e li hanno poi minacciati con un bastone. Sono stati strattonati entrambi, ecco, e minacciati logicamente. Sono provati, non potrebbe essere altrimenti, marito e moglie sessantenni, custodi di Villa Fanna, uno dei simboli di Villorba, che poco prima delle 6 di sera si sono trovati faccia a faccia con un vero e proprio comando. A raccontarlo è Sara Fanna, nipote di Antonio, il proprietario 99enne dell'immobile, che al momento dell'irruzione era in casa ma non si sarebbe accorto di nulla. I delinquenti, almeno 4, avrebbero prima scavalcato il cancello all'altezza della chiesetta interna visibile da via Campagnola, poi forzato una porta, entrando così nell'ala usata prevalentemente d'estate. Qui, allertati dai rumori e dal sistema di allarme, sono accorsi i 2 custodi. Colluttazione no, però insomma è stato preso per il bavero della camicia, come per dire come non sai dov'è la cassaforte, ecco, quindi quello sicuramente per gesto non troppo eclatante, insomma, però mette tanta paura. A minacciare marito e moglie con bastone sono stati in 3, mentre un quarto soggetto si trovava in un'altra stanza, da capire se ci fossero altri banditi ad aspettarli all'esterno della villa. Sono scappati perché il custode, insomma, si è fatto valere, cioè è un omone, quindi tutto sommato, e poi comunque era scattato l'allarme, quindi era questione di tempo che arrivassero le forze dell'ordine. I delinquenti che hanno agito travisati avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. L'unica frase con cui hanno reclamato la cassaforte è stata pronunciata in italiano. Il bottino tra gioielli e alcuni orologi è da quantificare. Questi personaggi quando arrivano vedono la casa di un certo tipo e pensano che ci sia chissà che cosa, in realtà non viene tenuto niente proprio per questo motivo. Intanto su tutto il territorio è caccia alla banda, fiducioso il sindaco. Posso dire che per questo furto e altri che sono successi nel comune di Villorba, i carabinieri sono già sulle tracce grazie anche alla videosorveglianza intensa che c'è nel comune di Villorba, quindi facciamo gruppo insieme e cerchiamo di segnalare qualsiasi movimento sospetto. A ridosso della villa ottocentesca resta la paura, ma anche una sensazione nitida. Poteva andare molto peggio. Questa volta è stato un bastone, non erano armati di coltelli fortunatamente, perché in queste occasioni non sai mai chi ti trovi davanti e soprattutto che cos'ha.
Ladri anche nel Vicentino a causa dell'eurodeputata Alessandra Moretti. Il suo racconto dice: ho trovato tutto sottosopra quando sono rientrata. Purtroppo ieri sera, rientrando a casa da Bruxelles, ho avuto la brutta sorpresa di rendermi conto che i ladri erano entrati nel mio appartamento. Ho chiamato immediatamente il 112 e si sono recati sul posto nel giro di qualche minuto gli agenti di Polizia di Stato di Vicenza, che hanno perlustrato la casa internamente che esternamente. Poi mi hanno fatto compagnia perché ero visibilmente scossa e molto angosciata. Le parole dell'eurodeputata Alessandra Moretti, vittima di un furto nella sua abitazione di Vicenza, che ha raccontato sui social la disavventura vissuta. Minuti di angoscia pensando che i ladri fossero ancora dentro casa, poi l'arrivo della polizia a confortare l'esponente del PD, scossa al cospetto dell'abitazione trovata sottosopra. Solo l'ultimo in ordine di tempo, nella scia di furti e tentativi di effrazioni che negli ultimi giorni si sono consumati in città, il cui modus operandi dei malviventi vede praticare un foro con il trapano sulle porte e finestre per poi introdursi nelle abitazioni. Oltre al ringraziamento nei confronti dell'operato degli agenti della Questura di Vicenza, l'europarlamentare ha voluto concludere con l'invito ad evitare polemiche e strumentalizzazioni. Adesso vorrei poi anche evitare che si scatenassero delle inutili polemiche sul tipo: ma sarà stato un migrante, saranno stati gli stranieri. Noi non sappiamo di che origine sia la banda che da qualche giorno sta svaligiando molti appartamenti a Vicenza. Di sicuro bisogna perseguirli, bisogna assicurarli alla giustizia, e poi però senza tante parole, proclami e propaganda bisogna dare anche alle forze dell'ordine gli strumenti perché possano agire in sicurezza, la loro in primis, e poi tecnologie all'avanguardia affinché possano fare al meglio il loro lavoro. Processo Cecchettin, martedì mattina la pronuncia della sentenza a carico di Filippo Turetta, un momento che Antena 3 seguirà l'udienza a partire dalle 9:30 e saremo in edizione straordinaria. La requisitoria di 2 ore e mezza del pubblico ministero, la memoria di 150 pagine per ricostruire il delitto, la richiesta di ergastolo, l'indomani l'arringa dei difensori nel tentativo di smontare le aggravanti per le quali l'imputato rischia il carcere a vita. Sarà pronunciata martedì la sentenza a carico di Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio volontario di Giulia Cecchettin. La Corte d'Assise di Venezia si riunirà nuovamente alle 9:30 e da quello stesso orario Antena 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria le fasi conclusive del processo a carico del 23enne di Torreglia, ex fidanzato della vittima. Processo che si è aperto a settembre e che per la formula del rito abbreviato concordata da accusa e difesa si è svolto con un unico teste in aula, lo stesso Turetta, che ha raccontato in un memoriale e quindi ripercorso il prima, il durante e il dopo dell'uccisione di Giulia, partecipando poi in silenzio e a testa bassa alle successive udienze. Quella, calendarizzata per puro caso proprio il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, in cui il pubblico ministero Andrea Petroni lo ha accusato di aver perseguitato per mesi Giulia, aver premeditato il delitto e averlo consumato con crudeltà, e in cui i legali delle parti civili hanno motivato le richieste di risarcimento di oltre 2 milioni di euro. E quella in cui i difensori Giovanni Caruso e Monica Cornaviera hanno cercato di smontare le aggravanti con tesi e formule per le quali l'indomani Gino Cecchettin si è detto offeso e ha parlato di umiliazione della memoria della figlia. Era un martedì, anche quello in cui l'Italia disse addio a Giulia il 5 dicembre 2023 a Santa Giustina, a Padova. A distanza quasi esatta di un anno si conoscerà la sorte del suo assassino, un caso tragico e dirompente nel dibattito sulla piaga dei femminicidi, il cui ultimo capitolo, giudiziario, non certo umano, si svolgerà martedì mattina alle 9:30, orario in cui partirà anche l'edizione straordinaria di Antena 3. Marghera si mobilita contro criminalità e degrado. I residenti hanno sfilato nella zona in cui meno di una settimana fa si è consumato l'ultimo omicidio.
Ancora una volta, Marghera si mobilita per chiedere sicurezza. L'appuntamento è a Piazzale Giovanacci, a pochi metri da dove si è consumata l'ultima tragedia. Un uomo ucciso a coltellate e un altro ferito. L'ennesimo atto criminale, si legge in un volantino del comitato Marghera Libera e Pensante, di una sequenza che pare senza fine. Il corteo percorre via Ulloa ed entra nel sottopassaggio ferroviario della stazione di Mestre, uscendo all'altezza del binario 1, a breve distanza da quella via Piave che rappresenta un altro punto critico del Comune di Venezia, per tornare poi indietro attraverso il sottopasso ciclopedonale, luoghi simbolo di un disagio diffuso. Nell'arco dell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto 2 omicidi, quello di Jack che era alla fine di settembre, quello che è successo l'altro giorno, la settimana precedente, sabato scorso, abbiamo avuto un assalto a degli operai che stavano ritornando in fase serale all'interno del sottopasso. Dalla giunta comunale dicono che è tutto sotto controllo da 9 anni e vediamo che tutto sotto controllo da 9 anni non è. Noi chiediamo sicurezza nel senso migliore del termine, che è anche cura del territorio, che è servizi, che è molte cose. In particolare si contesta al Comune di Venezia una gestione della sicurezza e delle questioni sociali definita ideologica e confusa, cioè non si è in grado di distinguere ed isolare i fenomeni criminali dal disagio di tante persone ai margini, col risultato, sostiene sempre Marghera Libera e Pensante, che ha organizzato la manifestazione, di moltiplicare cause ed effetti. Attualmente ritengo che la sicurezza sia un fattore fondamentale nel poter resistere, nell'abitare qui. La gente non si sente più tranquilla di uscire, neanche durante, non so, tardo pomeriggio non si esce. Si vengono a bucare sotto casa, ho visto io sotto casa mia, si danno le dosi senza avere ritegno di nessuno, non hanno paura assolutamente. È un quartiere molto più vivibile di adesso ci abita nostra figlia e tanti anni fa c'erano le bande che andavano ad appartamenti, cioè ti rubavano in casa però aspettavano che tu andassi via. Oggi ti entrano in casa con la gente dentro e magari te le danno anche. Vogliamo ancora che la città torna come era 40 anni fa, 30 anni fa, speriamo che si svegliano di fare pulizia della questa città. E lunedì il Ministero dell'Interno Piantedosi sarà a Venezia per un vertice sulla sicurezza in città, una visita giudicata con disincanto a Marghera, dove è opinione diffusa che l'uso dell'esercito da solo non sia sufficiente. Con il Ministro Piantedosi ho chiesto, vediamo se riusciamo in un anno e mezzo che sono sindaco, a far diventare Mestre Venezia quasi un posto pilota, dove dimostriamo che questa roba qua può essere effettivamente contenuta. Un primo incontro tra il sindaco Luigi Brugnaro e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi era già avvenuto a Roma all'inizio di ottobre. Lunedì il titolare del Viminale sarà a Venezia per un altro vertice che avrà nuovamente al centro l'allarme criminalità e degrado in Comune di Venezia. Tra chi ha partecipato al flash mob per la sicurezza a Marghera, nelle zone della città più colpite dal fenomeno, l'opinione su questa visita è disincantato. La parte securitaria è sicuramente importante. Quello che noi da tempo chiediamo è che a questo si associno anche altre politiche che sono sicuramente complementari e fondamentali. Qui è opinione diffusa che la repressione da sola non basti a estirpare un fenomeno che è ritenuto molto più complesso, una questione che affonda le radici nell'evoluzione economica e sociale che ha attraversato il Comune negli ultimi decenni. Se non si inverte rotta innanzitutto sul versante politico, dicono qui, qualche arresto in più cambierà poco. Piantedosi e il sindaco sicuramente chiederà l'esercito, ma l'esercito ha un mandato che è ben diverso dalle forze di polizia, che purtroppo non possono essere presenti dappertutto. Superato il passaggio eventuale di ulteriori forze militari, ritornerà tutto come prima, perché manca appunto un tessuto sociale, economico, eccetera, che possa rivitalizzare la zona. Michele Valentini di Marghera Libera e Pensante, il promotore della manifestazione lanciata dopo l'ultimo omicidio avvenuto in città. Questa città ha bisogno di servizi, di progetti di rigenerazione urbana, di riqualificazione del territorio. E abbiamo visto che le politiche della tolleranza zero del sindaco Brugnaro sono fallite, per cui è proprio la domanda che è sbagliata. Giusta o sbagliata che sia, peraltro, sulla domanda pesa già una prima risposta. Riguardo all'utilizzo dell'esercito era stato molto chiaro il ministro della difesa Guido Crosetto proprio in occasione della sua visita a Venezia per le celebrazioni del 4 novembre.
Io penso che dal prossimo anno sia magari più importante aumentare le forze di polizia e lasciare che le forze armate o la maggior parte delle forze armate riprendano a fare quello che serve in questo momento, che è forze armate. La politica, siamo a Padova, dove oggi Flavio Tosi ha rilanciato Forza Nord, si rivolge ai delusi della Lega. Sentite le sue parole. Con noi non è stato concordato l'aumento dell'IRAP, l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo letto i comunicati stampa. Zaia, la Lega ci hanno detto che non era trattabile, che non era discutibile, così era, così rimaneva, e quindi non siamo d'accordo e quindi non lo voteremo. Resta il grande gelo nel centrodestra veneto attorno all'aumento dell'IRAP, con Forza Italia che marca e rimarca la differenza nel giorno in cui a Padova si segnano delle new entry a livello locale, quanto basta per rilanciare il progetto Forza Nord e insinuarsi nelle divisioni interne al Carroccio. Nella stessa Lega, non l'abbiamo detto noi, nella stessa Lega qualcuno dice che la questione settentrionale viene dimenticata, che quel partito non si occupa più del territorio del Nord, e invece Forza Nord, con l'approvazione di Antonio Tajani, sta a dire proprio questo, cioè che comunque noi ci occupiamo molto del Nord. Ma le stoccate sono continue e riguardano anche l'ordine del giorno passato alla Camera, con cui la Lega chiede allo Stato di subentrare in futuro nella gestione e negli oneri della pedemontana veneta. Al contrario dell'autonomia, perché passare allo Stato una concessione autostradale regionale insomma non è esattamente uno spirito autonomista. Dopo c'è un problema, che la pedemontana ha avuto due contratti capestro, uno peggio dell'altro, e quindi costa un'ira di Dio ai cittadini veneti. Insomma, sul tema la posizione si avvicina, quasi si sovrappone a quella di 5 Stelle e Partito Democratico. Legittimo chiedersi se Forza Italia Venezia sia dentro o fuori la maggioranza. Siamo fuori dalla giunta per volontà di Luca Zaia, e quindi non è che noi non siamo né dentro né fuori la maggioranza, noi abbiamo semplicemente sempre votato a favore senza nulla chiedere in cambio. Nel pomeriggio Alberto Villanova, capogruppo della Lega, si chiede se Tosi parli a titolo personale. In Consiglio regionale i suoi rappresentanti cercano costantemente un accordo con la Lega, mentre lui oggi spara a zero, attacca Villanova, che parla di una Forza Italia ambigua sull'autonomia, citando il presidente della Calabria Occhiuto. A Padova c'è anche Maurizio Gasparri, che parte dalla recente pronuncia della Consulta. Non si può non tener conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, della necessità di una riforma che dia le risposte che il Nord giustamente chiede da molto tempo, ma che garantisca un equilibrio generale. Gasparri, che con toni morbidi recita il requiem per il terzo mandato, anche qui scavando un ulteriore solco con gli alleati. Noi abbiamo una linea sui 2 mandati che riguarda in generale la questione, non è una obiezione ad personam che non abbiamo assolutamente. A Rovigo la classifica di Lega Ambiente con l'osservatorio dei rifiuti di ARPAV. Il Veneto, la regione più riciclona d'Italia, ma è la Marca Trevigiana a farla da padrona. Mareno di Piave con 48 kg di rifiuto pro capite mandati a smaltimento e oltre il 91% di differenziata, guida i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Vedelago si conferma leader tra i comuni con più di 15.000 abitanti. Sarmede vince tra i comuni sotto i 5.000 abitanti. Nella classifica Treviso seguono Belluno, Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia. Verona è fanalino di coda. Nuovo presidente per l'IPA, cresce il progetto di valorizzazione delle aree del Monte Grappa. Il consiglio direttivo dell'intesa programmatica d'area Terre di Asolo e Monte Grappa ha eletto all'unanimità la nuova presidenza dell'associazione, che vede nella carica di presidente Claudio Sartor, già sindaco e assessore del comune di Cornuda e consigliere della provincia di Treviso. La nomina di vicepresidente è stata affidata invece a Simone Rec, dirigente di Coldiretti Treviso e presidente della Strada del Vino Asolo e Montello. Il progetto IPA, che vede il coinvolgimento di enti locali, parti economiche e sociali per la valorizzazione del territorio, ha delle priorità ben definite e molto ambiziose. Istituzionalmente i nostri compiti sono quelli di mettere a terra i principali fondi di investimento che ci sono a favore delle realtà locali che riguardano la cultura, il turismo, l'ambiente. È chiaro che noi ci siamo dati gli scopi che sono proprio quelli dello sviluppo turistico della zona, in particolar modo noi teniamo tanto a quello che è lo sviluppo dell'area appunto del Monte Grappa, che entra appunto nel riconoscimento anche come di Mabune
dell'UNESCO. C'è molta attenzione per i prossimi bandi di finanziamento, ma anche alla nuova legge sulla montagna approvata dal Parlamento, che ha comunque delle misure molto interessanti da poter sfruttare. Potenzialità che aprono a scenari di grande interesse per l'Asolano, per decine di comuni nel territorio tra il Brenta e il Piave e per tutte le terre del Monte Grappa. 3 i principali ambiti di intervento: cultura, turismo e innovazione d'impresa. Monte Grappa è un luogo simbolo per la natura, ma anche per la storia patria, quindi se pensiamo che a Cima Grappa ogni anno arrivano migliaia, centinaia di migliaia di persone, questo vi fa capire l'importanza che ha quel sito, ma che ha tutto l'ambiente circostante, fatto non solo di natura ma anche di enogastronomia. Si alza il sipario sulla stagione sciistica delle Dolomiti grazie alle basse temperature. Sono stati in molti oggi a Cortina ad allacciarsi gli scarponi. Il cielo è azzurro e il sole splende sull'avvio della stagione sciistica nelle Dolomiti. Nonostante l'assenza di precipitazioni nevose, si torna a sciare su neve artificiale in alcune piste dei comprensori di Falcade e San Pellegrino e a Cortina, dove da oggi si sono allacciati gli scarponi in Faloria e a Pietofana, in aggiunta all'apertura dello scorso 23 novembre di Colgallina in Falzarego. Grandi le aspettative per quello che è l'indotto numero 1 del turismo invernale nelle Terre Alte a un anno dall'evento olimpico. Le aspettative sono buone, se non buonissime. Siamo partiti con la parte alta una settimana prima delle previsioni, quindi direi benissimo. La necessità di sciare su neve artificiale non sembra aver scoraggiato l'affluenza degli sciatori in arrivo da tutto il mondo per sfrecciare sulle piste incastonate tra i colossi dolomitici, e lo stesso discorso vale per l'aumento del prezzo degli ski pass, ovunque compreso tra il 3,7 e il 5,2%. Ad esempio servono 83 euro per un giornaliero all'interno del comprensorio Dolomiti Superski e quasi 1.000 per uno stagionale, cifre che lo rendono il più caro d'Italia a fronte dell'offerta, neve permettendo, dei suoi 3.000 km quadrati di superficie e 1.200 km di piste, un primato senza eguali a livello mondiale che ogni anno richiama più di 3 milioni di sciatori. Negli ultimi anni siamo sempre andati in salita, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di crescere. Per l'apertura ufficiale dei restanti comprensori si dovrà attendere il 5 dicembre, dove, come da tradizione, l'avvio della stagione invernale coinciderà con il Cortina Fashion Weekend, una stagione più che mai all'insegna dell'accoglienza e dell'inclusività, anche alla luce dei recenti scandali che hanno rischiato di gettare ombre sull'offerta turistica bellunese. Neanche da mettere in dubbio, noi accogliamo tutti e siamo ben felici che vengano tutti a poter ammirare la valle, che è uno dei posti più belli del mondo. E allora noi con queste belle immagini delle nostre Dolomiti ci fermiamo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora c'è il meteo. Arrivederci.